Buonasera, benvenuti al TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. A Niscemi iniziate le operazioni di recupero degli effetti personali delle abitazioni minacciate dalla frana. Pochi minuti per rientrare in casa sotto la supervisione dei vigili del fuoco. Paura e speranza tra gli sfollati. Domani nuovo sopralluogo del capo della Protezione Civile siciliano. Nelle campagne tra Lentini, Carlentini e Francofonte l'80% della produzione di agrumi è andato perduto a causa del ciclone Harry. L'assessore regionale San Martino si rivolge ai coltivatori: non vi lasceremo da soli. Baby gang in azione a Palermo, un commerciante viene picchiato con calci e pugni da una banda di 11 ragazzini. L'uomo stava passeggiando con la moglie nella zona del tribunale. Il caso di Elio, il ragazzino aggredito sempre da una baby gang con un tirapugni in piazza Stesicoro a Catania, finisce sul tavolo dei ministri Nordio e Piantedosi. I responsabili, individuati dalla polizia, sono ancora a piede libero. Rabbia a Canicattì nell'Agrigentino per l'emergenza idrica. Cittadini e titolari di autobotti in protesta davanti al municipio a causa dei disagi che vanno avanti da giorni. Un ospedale dove i pazienti sono orsacchiotti e bambole è l'ospedale dei pupazzi, un progetto internazionale che aiuta i più piccoli a superare la paura del camice bianco. Calcio, vigilia di campionato per le siciliane. Il Palermo va in trasferta a Marassi contro la Sampdoria. Sfida casalinga per il Catania che domani al Massimino ospiterà il Cerignola. Toscano recupera Casasola, indisponibili Di Tacchio e Miceli. Ancora ben trovati. In apertura andiamo a Niscemi, dove sono iniziate le operazioni di recupero degli effetti personali dalle abitazioni minacciate dalla frana. Pochi minuti per rientrare a casa sotto la supervisione dei vigili del fuoco. Un ritorno naturalmente carico di emozione tra paura e speranza. Sentiamo Gerry Italia. È iniziata nel primo pomeriggio, in un silenzio surreale, l'attività di recupero degli effetti personali e di alcuni oggetti dalle abitazioni che ricadono nella zona rossa di Niscemi, compresa tra i 30 e i 50 metri dal ciglio della frana. Un'area evacuata da oltre 2 settimane, dove oggi per la prima volta i proprietari sono potuti rientrare, seppur per pochi minuti. Gli accessi sono avvenuti a piccoli gruppi sotto l'attento controllo dei vigili del fuoco, tempi strettissimi, percorsi obbligati e massima prudenza, foto, videocassette, documenti e piccoli oggetti personali sono questi i primi ricordi che chi è lontano da casa da 15 giorni ha voluto portare via. Grande l'emozione e palpabile la commozione. Siamo stati fotografie dei miei figli, io signore, e questo del quale io profumo. Indubbiamente le cose che ci serviranno per il prossimo futuro, da qui a 15 giorni a un mese, adesso non so quantificarle, e quelle pergamene delle lauree dei miei figli, che sono costate tanti sacrifici a loro e sono costate tanti sacrifici ai genitori. Foto, le videocassette, tutto quello che è stato il mio passato. Le altre cose, l'abbigliamento, penso che mi sento meno legato a queste cose, ecco, al quotidiano. Quelli sono i ricordi. Il più importante è la foto di mia mamma che è morta a dicembre scorso. Non ho niente, ma una maglietta magari da tenermi, da stringermi. E la vorrei con me, ma meno male che non ha visto tutto, perché una seconda volta non l'avrebbe sopportato. Tutte le operazioni sono state costantemente monitorate attraverso le attrezzature di rilevamento della squadra USAR dei Vigili del Fuoco, specializzata in interventi di soccorso in ambienti instabili e a rischio crollo. Un controllo continuo per garantire la sicurezza di residenti e operatori. Cerchiamo in tutti i modi di dargli una mano, di accompagnarli e di essere assolutamente empatici nei loro confronti. Dopo poche ore la zona rossa è tornata nuovamente a svuotarsi. Le case ripiombano nel silenzio, interrotto soltanto dal passaggio solitario di un gatto lungo le strade deserte. Domani si riprenderà con le operazioni di recupero. Altri cittadini potranno rientrare, rivedere per un attimo la propria casa e salvare almeno una piccola parte di ciò che la frana ha messo in pericolo. E intanto domani il capo dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano sarà nuovamente a Niscemi per un nuovo sopralluogo. Gli agricoltori non saranno lasciati soli. Al nostro TG la rassicurazione dell'assessore regionale San Martino, che oggi a Lentini ha incontrato il comparto della zona nord del Siracusano. Con il ciclone Harry è andato in fumo l'80% della produzione di agrumi. Lo ha sentito Francesca Loi.
Non solo su case e attività in riva al mare, i danni del ciclone si contano anche nell'entroterra. Tra Lentini, Carlentini e Francofonte l'80% della produzione agrumicola è andato perduto, ma il punto della situazione è stato fatto proprio davanti all'assessore regionale San Martino. 15 febbraio scade l'avviso di ricognizione, insieme a AGEA ma soprattutto al Dipartimento regionale inizieremo a erogare le prime procedure. In queste ore c'è un dialogo costruttivo col Ministro dell'Agricoltura. All'incontro a Lentini c'erano anche i piccoli produttori. Ognuno ha detto la sua, anche se la fotografia accomuna un po' tutti. Una richiesta d'aiuto, un vero e proprio grido di allarme. Prendiamo il caso degli agrumeti. Gli agrumeti, la forza del vento ha fatto sì che i frutti sbattevano e si graffiavano contro rami, contro spine. Questo provoca dei danneggiamenti alla buccia che, complice l'umidità persistente, fa da veicolo a infezioni fungine. Dalla Regione comunque arriva il massimo impegno per la tutela del settore, che soprattutto da queste parti muove l'economia. Iniziare subito dopo non soltanto i pagamenti, ma anche la stima di quello che sarà un percorso lungo di valutazione degli impianti di produzione. Nella piana di Catania queste arance sul terreno sono la metafora di un comparto che tra emergenze, maltempo e difficoltà varie fa sempre più fatica ad andare avanti. In qualità di commissario per l'emergenza, il governatore Schifani ha nominato Duilio Alongi, attuale dirigente generale del Dipartimento Regionale Tecnico, come responsabile del coordinamento di tutte le strutture che si occupano di interventi urgenti per mitigare le conseguenze del maltempo. E adesso cambiamo argomento, la cronaca, ancora un episodio di violenza a Palermo. Un commerciante è stato selvaggiamente aggredito da una baby gang. Pensate che erano in 11 ragazzini tra i 9 e i 10 anni. Stava passeggiando lui con la moglie nella zona del tribunale. Marco Gullà. Pugni, calci, un'aggressione violenta. Siamo sempre a Palermo, nei pressi del tribunale. Un commerciante palermitano ieri pomeriggio è stato aggredito da 11 ragazzini tra i 10 e i 9 anni. Lo hanno colpito all'addome con calci, pugni in modo violento, lasciandolo a terra. Luciano Ien, titolare del Museo dei Vecchi Ricordi, stava passeggiando con la moglie quando è stato aggredito senza motivo. Non è la prima volta che questa banda agisce in quella zona. Salgono sulle auto, rompono e danneggiano le auto, sottolinea il commerciante. Tanto sanno che restano impuniti. Un weekend nero per Palermo. Sabato, intorno alle 3 di notte, alcuni giovani volevano entrare nella discoteca Zaia e sarebbero stati bloccati dai buttafuori. È nata un'animata discussione, una lite. L'allarme della Confesercenti: ci ricattano, vogliono entrare gratuitamente o se no creano danni e disagi. Gruppi di ragazzi che il fine settimana pretendono di entrare dentro le nostre attività, dentro le nostre imprese gratuitamente, oppure di poter consumare gratuitamente. Se ciò non gli viene consentito, scatenano disordini, risse, sapendo che ai sensi dell'articolo 100 del TURPS, una norma del 1931, il questore può disporre una chiusura preventiva di quei locali. Questo è diventato per loro un'arma di ricatto importante che, oserei dire, è quasi un pizzo ormai istituzionalizzato e per noi non è più tollerabile. E a proposito di baby gang, il caso di Elio, il ragazzino che è stato aggredito a gennaio in piazza Stesicoro a Catania, è finito sul tavolo dei ministri Nordio e Piantedosi. I responsabili sono stati individuati dalla polizia, però sono ancora a piede libero. Luca Ciliberti. Domani mattina io presenterò un'interrogazione al Ministro della Giustizia e chiederò di conoscere per quale motivo ancora queste persone non sono state arrestate, affidate a una comunità, quali misure sono state adottate nei loro confronti, e chiederò l'invio di un'ispezione al Tribunale dei minorenni di Catania. Detto fatto, la senatrice di Italia Viva, Daphne Musolino, ha presentato un'interrogazione al Ministro della Giustizia Carlo Nordio e al Ministro degli Interni Matteo Piantedosi sui fatti avvenuti a Catania la sera dello scorso 5 gennaio, quando un 14enne è stato aggredito nella centralissima piazza Stesicoro da una baby gang ancora a piede libero. È stato il padre del ragazzino a chiedere attraverso le telecamere del Punto come mai agli aggressori del figlio, nonostante siano già stati identificati dalla polizia, non sia stato applicato un provvedimento restrittivo. La polizia della squadra mobile con a capo il dottore Fattori hanno già identificato tutti. Mio figlio ha fatto il riconoscimento di tutti coloro
che ricordava, loro hanno già identificato tutti perché c'erano delle telecamere. Non riesco a capire come sia possibile che ancora queste persone possono essere in circolazione. Inoltre, ribadendo le richieste del sindaco trentino, si sollecita l'invio dell'esercito per rafforzare il presidio permanente nel contrasto ai fenomeni di violenza giovanile. Restiamo a Catania, un 47enne con precedenti penali è stato gambizzato al villaggio Dusmet. Prende corpo l'ipotesi del regolamento di conti. Tonino De Mano. Un possibile regolamento di conti maturato negli ambienti della criminalità catanese. È questa l'ipotesi investigativa più accreditata sulla sparatoria avvenuta ieri sera al villaggio Dusmet. Bersaglio di ignoti malfattori, con molta probabilità un avvertimento. Un 47enne noto alle forze dell'ordine con precedenti penali per rapina. L'uomo è stato colpito all'altezza della coscia sinistra con il proiettile che ha attraversato l'arto uscendo dalla parte opposta. Immediatamente soccorso da un conoscente, è stato trasportato in auto al vicino pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro, dove si trova ricoverato nel reparto di chirurgia plastica. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Sul posto sono arrivati gli agenti della squadra mobile di Catania che hanno sentito numerose persone e qualche familiare nel tentativo di risalire al movente legato presumibilmente a contrasti nell'ambito della criminalità locale. Nelle ultime ore una persona sarebbe sotto torchio negli uffici della questura. Un trentenne è stato arrestato a Villafranca Tirrena dai carabinieri della stazione di Messina per maltrattamenti ai familiari. L'uomo, sotto l'effetto di alcol e droga, ha aggredito e picchiato i genitori. A Palermo, 40 anni fa, lo storico avvio del maxi processo, la prima vittoria dello Stato su Cosa Nostra. C'è anche un'app che permette ai giovani di vivere le fasi del più grande processo della storia e conoscere anche i suoi protagonisti. Manlio Viola. Il diritto che vince sul delitto fu l'accostamento di parole con il quale il pubblico ministero Giuseppe Ayala concluse 8 giorni di requisitoria del primo grande processo a Cosa Nostra. Il 10 febbraio ricorrono i 40 anni dalla sentenza che segnò la prima grande vittoria dello Stato sulla mafia. Oggi i giovani non sanno più cosa fu quella stagione e dunque occorre fare memoria e museo, e per questo proprio oggi si può rivivere con la realtà aumentata il maxi processo. Per avvicinare soprattutto i più giovani a fatti avvenuti 40 anni fa, che loro per forza di cose non hanno potuto conoscere, non hanno vissuto, abbiamo ricostruito con la realtà virtuale l'aula bunker, permettendo così al visitatore, indossando dei visori, di trovarsi in aula durante le fasi del processo. Ma tocca proprio a Giuseppe Ayala ricordare come quelle scritte in quei giorni furono pagine di storia. La mafia era legata a una grande impunità, diciamo la verità, e il maxi processo ha segnato una svolta in cui lo Stato ha dimostrato che quando decide di esserci c'è con gli strumenti legati al diritto. La lotta alla mafia non è finita, ma da quel giorno sappiamo che si può vincere. È stato un fatto importante perché il fenomeno di Cosa Nostra è un fenomeno mostruoso e c'è il rischio che a forza di guardare negli occhi un mostro tu diventi come un mostro. Invece col maxi processo si è dimostrato che con la Costituzione e con lo Stato di diritto e naturalmente con l'impegno e la passione di tanti uomini dello Stato le risposte credibili si possono dare. La missione finale è una sola: ricordare quel mostro che è la mafia per non cadere nei suoi tentacoli da piovra. Rabbia e protesta a Canicattì nell'Agrigentino per l'emergenza idrica. Cittadini e titolari di autobotti davanti al municipio per denunciare la mancanza di acqua e soprattutto i disagi che vanno avanti da giorni. Davide Sardo. Siamo diventati il terzo mondo, siamo una settimana senza acqua nei rubinetti, non possiamo andare in bagno, stanno chiudendo panifici, attività e ci sono case di riposo con anziani, con caghe, senza acqua. La pazienza è finita, la rabbia monta a Canicattì dove l'emergenza idrica continua a pesare sulla vita quotidiana dei cittadini. Ecco la protesta davanti al municipio, in piazza residenti e operatori del settore per chiedere risposte immediate sotto l'attento controllo delle forze dell'ordine.
Da giorni interi quartieri sono senza acqua, con gravi disagi per famiglie e attività commerciali. Una situazione che ha spinto molti cittadini a scendere in strada per far sentire la propria voce. È lei che ci costringe a fare dei contratti che nemmeno loro possono sostenere, perché sono falluti. Hanno 24,5 milioni di debito, 1,2 milioni di debito. L'ultima bolletta non saltata, io vanno cercando di fare cassa con 9 anni. Alla protesta hanno aderito anche gli autobottisti che denunciano la difficoltà di garantire il servizio a causa della carenza dei punti di approvvigionamento con attese sempre più lunghe. Abbiamo visto che AICA ha scritto a Sigilacque per avere un incremento dell'acqua e Sigilacque gli ha risposto picche perché già avanzano 25 milioni di euro. Dice prima che vediamo più acqua vogliamo questi soldi, quindi se già AICA non può fornire questi 5.000 utenze come dovrebbe rifornirle 20.000. Intanto il sindaco Vincenzo Corbo, a margine del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha chiesto lo stato di preallerta e disposto l'attivazione del centro operativo comunale. La mobilitazione potrebbe non fermarsi qui, in assenza di soluzioni concrete non si escludono nuove iniziative di protesta nei prossimi giorni. Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catania assieme ad un'autobotte sono stati impegnati per lo spegnimento di un incendio divampato in un capannone nella strada provinciale 54 nel comune di Misterbianco, non distante dalla tangenziale in contrada Tenutella. Le fiamme si sono propagate rapidamente e la colonna di fumo era visibile dai mezzi in transito sulla tangenziale e dal centro Sicilia. A Catania è passata la festa di Sant'Agata, si torna alla normalità anche sulle strade attraversate dalla processione. Nel pomeriggio è stato riaperto al traffico anche il tratto di via Caronda che va da via Monserrato a via Puleo. Domani l'arteria sarà interamente transitabile. Un ospedale è senza lacrime, dove a farsi curare sono orsacchiotti e bambole. È l'ospedale dei pupazzi, un progetto internazionale condiviso dalla scuola San Domenico Savio a Catania che aiuta i più piccoli a superare la paura del camice bianco. Desiree Ferlito. Tu hai paura del dottore? Sì. Sì, perché io mi sono fatta una volta la fleb e mi ha fatto molto male. Peluche sul lettino, cerotti colorati e tanta fantasia. All'ospedale dei pupazzi la paura del camice bianco si cura giocando. Un'iniziativa educativa internazionale pensata per aiutare i bambini tra i 4 e gli 8 anni ad avvicinarsi serenamente al mondo della sanità. È un'esperienza bellissima perché non solo imparano i bambini a non avere paura, ma anche e soprattutto imparano alcune nozioni di anatomia. Alla San Domenico Savio di Catania i piccoli diventano genitori premurosi e accompagnano i loro pupazzi malati in un vero e proprio percorso ospedaliero simulato che diventa un viaggio di fantasia a misura di bambino. È caduta da un grattacielo. Da un grattacielo? Sì, la broncopolmonite, una malattia al cuore e ha ingoiato un calzino e si è rotta la gamba destra. È caduto da un albero. Stava inseguendo gli uccelli perché voleva imparare a volare. Ho bisogno degli occhiali e gli fanno male i denti. A curarli sono studenti di medicina trasformati per l'occasione in pupazzologi, pronti a spiegare ogni gesto con parole semplici e rassicuranti. La diagnosi è confermata. Piano piano abbiamo fatto vedere dalle figure più grandi a quelle più piccole. E a quanto pare non riesce a vedere le figure più piccole. L'obiettivo è chiaro, trasformare l'ospedale da luogo di paura a spazio familiare, riducendo l'ansia legata a visite mediche ed esami clinici. Un gioco educativo che unisce prevenzione, empatia e formazione e che dimostra come a volte la medicina migliore cominci proprio da un sorriso. Gli devo fare sempre le coccole quando sta male, quando si sente un po' che ha dolori. Ci fermiamo per una pausa, ritorniamo tra poco con il calcio, vigilia di campionato per le siciliane. A tra poco. Adesso lo sport, il calcio è già vigilia di campionato per il Palermo che domani a Marassi sfiderà la Sampdoria. I rosanero vogliono centrare il 12° risultato utile consecutivo. Marco Gullà.
Dopo la vittoria in rimonta del Monza di ieri sull'Avellino, il Palermo è tornato a sedersi al quarto posto. I punti di distacco dai brianzoli, secondi in classifica, sono 3. I rosanero non possono fare passi falsi. Domani sarà nuovamente campionato. A Marassi c'è la Sampdoria nel turno infrasettimanale. Siamo arrivati a 11 risultati consecutivi utili e questo secondo me è un fattore importante, perché vuol dire che la squadra ha trovato una sua continuità, vuol dire che la squadra ha trovato i giusti equilibri e quindi ovviamente va dato merito all'allenatore che ha saputo infondere lo spirito giusto fin dal primo giorno. Ripeto, in questi campionati che sono molto difficili, la continuità è fondamentale. Il Palermo di Inzaghi è in striscia positiva da 11 partite, ma domani l'esame è di quelli tosti. La Sampdoria viene dalla vittoria ottenuta a Modena e l'ex Brunori si è pure sbloccato, segnando il suo primo gol in blu cerchiato. Tornerà Palumbo, che sabato ha scontato il turno di squalifica. Dopo la bella prestazione contro l'Empoli, Jonsen potrebbe partire titolare, tutti a supporto di Poyampalo, sempre più re dei marcatori in Serie B. Domani fischio d'inizio alle ore 19. Vigilia di campionato anche per il Catania, che domani affronta al Massimino il Cerignola. Oggi ha parlato Toscano, che non avrà disponibile Di Tacchio e Miceli, mentre recupera Casasola. Francesco Triolo. Il rinvio della partita con il Trapani ha reso il Catania spettatore dell'ultimo turno, ma adesso, già oggi, è vigilia di campionato per il turno infrasettimanale che vedrà i rossazzurri domani sera impegnati al Massimino contro il Cerignola. Una partita piena di insidie contro una squadra che ha appena battuto la Salernitana e quindi galvanizzata, ma anche perché c'è da valutare quanto abbia inciso lo stop forzato per i rossazzurri. Affrontiamo una squadra in salute, forse la più in forma del nostro girone. Sappiamo la difficoltà della partita. Il Catania deve fare una grande prestazione, perché è un momento che devi dare continuità soprattutto in casa. Toscano recupera Casasola dopo la squalifica, ma non ci sarà Di Tacchio, che è ancora in fase di recupero, e Miceli squalificato. In difesa ci sono Gherardi e Peraccini, ormai recuperati dopo i rispettivi infortuni. Da decidere chi giocherà sulla tre quarti. Si gioca del posto d'ausilio Jimenez, Bruzzanini e Lunetta. Ampia scelta anche per il ruolo della punta centrale, con forte favorito su Caturano e Rolfini. Il Catania giocherà conoscendo il risultato del Benevento, avanti di 6 punti in classifica, impegnata alle 18 a Trapani. Un altro aspetto che potrebbe incidere anche nell'approccio alla partita. La squadra forse è più in forma in questo momento del nostro girone. Il calendario non lo dobbiamo guardare, non dobbiamo guardare neanche la classifica, dobbiamo pensare alla partita di domani col Cerignola, perché noi dobbiamo pensare solo a quello che possiamo determinare noi, e noi possiamo determinare la partita di domani. L'altro poi lo guardiamo in avanti. La preventiva sta andando a gonfie vele. Tra biglietti venduti e abbonati sono ipotizzabili circa 16.000-17.000 spettatori al Massimino. Ci fermiamo per un'altra pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Brutta disavventura per alcuni dipendenti del Parlamento siciliano, che sarebbero finiti al pronto soccorso dopo aver pranzato oggi alla mensa nella buvette dell'Assemblea regionale. Subito dopo aver consumato il pasto, alcuni avrebbero avuto dei malori, avrebbero fatto ricorso al medico di turno a Palazzo dei Normanni con presunti sintomi da sindrome sgombroide. Nel menù tra i primi piatti c'erano mezze penne con tonno e finocchietto. L'amministrazione di Palazzo dei Normanni, attraverso il responsabile per la sicurezza, ha chiesto alla ditta che gestisce in appalto il servizio di ristorazione appunto alla buvette il prelievo dei campioni di tonno abbattuto usato per condire appunto la pasta per le analisi. L'intero stock di pesce è stato immediatamente ritirato. Ci fermiamo con questa notizia, grazie per averci seguito e a tutti voi un buon proseguimento di serata su naturalmente Antenna Sicilia.